ricordare il papà di Silvia Giovanni, dirigente dell'Immobiliare.
chiude il cambio per il nuovo volley, si accomoda in panchina Valerio e entra Dalila Marchesina per giochi 9-20 in battuta per Giorgione Pallavolo Caterina Alessi.
Prima battuta sarà per Giorgione Pallavolo con il capitano Alessandra Gazzera.
di 64, battuta Mariana Estrella.
Giorgione pallavolo. E di 5-9 dal primo set per le Boccone che conduce anche nel secondo 14-7 e ha battuta il capitano Gaia Cortetto. Quindi
Palla out, questa volta secondo punto Giorgione, 2-3 il punteggio. Pronta il battuta con il numero 4, Arianna Scotto.
al servizio Ronaldo. Lunga la sua battuta, 14esimo punto in gioco, 14-5 il punteggio. Questo terzo set. Arriva il capitano del gioco, Gaetano Di è proprio la numero 15, Matilde Bosa, alla battuta. Per il Giorgio Arena, battuta Matilde Piccoli. Contro la difesa Amadano, 8-15. Di nuovo battuta Matilde Piccoli per Giorgio Arena. Questa volta c'è il suo servizio 16-8. Arriva il cambio per Ricopo Volley, dice la numero 3 Carla Marchesina, di nuovo dentro il numero 2 Valeria Priore che prende
4, Aurora Soffiato. Sarà proprio la numero 4, Aurora Soffiato, ad andare in battuta. Ingresso del libero a Baco, 14-23 in punteggio di questo terzo set, pronta in battuta Caterina Alessi. Claudia Valerio con la punteggio dice 24-14 di nuovo con 10 match point. In questo pomeriggio alle 16 sarà di nuovo qui alla Palazzo Marconi, si stanno per affrontare l'ultima sfida di queste Super